Festa del lavoro all'insegna di chi vuole lavorare seppur parzialmente. Riapre ecco le gelaterie e i bar con il servizio da asporto anche per lo spritz a 3 euro. Il lavoro è diventato un problema sociale in Veneto, sono stati persi 50.000 posti di lavoro, così oggi il presidente Zaia che è tornato a parlare di autonomia. Il 45% degli albergatori del litorale si dice pronto a riaprire, così i soci dell'associazione Iesolana Albergatori, ma la categoria chiede più certezze sull'inizio della stagione. Festa del 1 maggio particolare per la CGIL di Venezia, il segretario generale della città metropolitana Ugo Agiollo parla dal tetto della sede di Mestre. In piedi davanti alla saracinesca abbassata della propria attività protesta dei commercianti del Milanese per l'assenza di prospettive sulla riapertura. Parcheggi gratis sulle strisce blu fino al 2 giugno accade a Mestre e Marghera, dove il Comune ha prorogato la sospensione e anche l'attività degli ausiliari già decisa a marzo. Ha festeggiato 97 anni la veneziana Yvonne Girardello, prima hostess d'Italia a volare. Nel giorno del suo compleanno siamo andati a trovarla nella sua casa del Lido. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano i dati del contagio diffusi poco fa dalla Regione del Veneto con azienda zero. 41 i nuovi casi di positività al virus nel corso della giornata, 4 i decessi che si sono registrati tra le 8 e le 17 di oggi. Questi i dati più significativi del secondo report. Venezia, la provincia cresciuta di più con 10 casi, ma non si è registrato nessun decesso. 709 i casi attualmente positivi nel veneziano, 1556 i negativizzati, più del doppio. 853 i soggetti ancora in isolamento domiciliare. Stabili a livello regionale i posti letto occupati di terapia intensiva, 110 calano di 13 unità i ricoveri in area non critica. Siamo a 964, quindi il trend continua a essere di diminuzione anche in questa giornata dedicata al lavoro, anche al lavoro che non c'è. Oggi, 1 maggio, il mondo della ristorazione veneziana in particolare ha voluto riaprire, sebbene parzialmente e con la prevista misura dell'asporto. I proprietari e gestori di gelaterie e bar ci hanno spiegato come stanno vivendo questa nuova fase. Marghera, la gelateria ha riaperto con prenotazione e servizio da asporto. Ci siamo organizzati che praticamente i clienti possono prenotare o tramite WhatsApp con un numero che c'è, oppure vengono qua. Mestre ha riaperto pure il bar e la gente è in coda in attesa persino dello spritz da consumare a casa. Cambio di indirizzo, ma lo scenario è lo stesso. Centro città. Qui, tra Piazza Barche e Piazza Ferretto, la ristorazione si è reinventata nel proponimento di continuare a lavorare e tenere aperto. Sono 490 grammi, sono 9,30 signora. Okay. Il momento è tra i più difficili, ma dai proprietari e gestori dei locali la voce è una sola. Adeguandosi al cambiamento e con modalità diverse nel take-away si vuole garantire il servizio per soddisfare il cliente e la sopravvivenza della stessa attività. C'è chi capisce, c'è chi non capisce ovviamente, però ci si adegua. Nonostante il lievitare dei costi tra salviette, bicchieri, bicchierine e materiali di riciclo, si tratta comunque di tenere alzate le saracinesche, rispettando le norme di sicurezza per l'emergenza Covid-19, desiderosi di un ritorno alla vita di società. E proprio di lavoro ma anche di autonomia ha parlato oggi nel consueto punto stampa il governatore Zaia. 1 maggio, una festa del lavoro dai molteplici aspetti, atipica, l'ha definita il presidente Zaia, che dice quella di oggi è una celebrazione con un senso più elevato rispetto a prima e ricorda chi non ha un lavoro, chi lo ha perso a causa di questa emergenza, 50.000 in Veneto, di cui 35.000 solo nel mondo del turismo, e poi chi è morto o si è ammalato durante lo svolgimento della propria professione. La festa di quei lavoratori che hanno rischiato la vita in un'altra maniera, no? Noi eravamo, se vi ricordate, fino a 3 mesi fa si parlava sempre di sicurezza nel lavoro. Oggi la sicurezza del lavoro, lo dobbiamo ricordare,
ci ha posto un'altra questione, che è quella dei lavoratori del mondo della sanità che hanno perso la vita o che si sono infettati, si sono ammalati. Questo è un nuovo scenario. Un 1° maggio che ha visto molti baristi, ristoratori, parrucchieri ed estetiste e commercianti di tutta la regione manifestare in strada. Questi sono artigiani, commercianti, lavoratori che chiedono di lavorare. Tutti mi dicono: ma io voglio aprire, diteci cosa dobbiamo fare. Io spero che la risposta migliore che arrivi a loro sia quella che potremo dare convincendo il governo di partire magari con un livello di approccio differenziato tra regioni. Ripartenze che potrebbero interessare quelle regioni dove non solo la curva epidemiologica è in calo, ma anche in grado di offrire una risposta adeguata dal punto di vista sanitario, come il Veneto ha dimostrato nel pieno dell'emergenza e che, sottolinea Zaia, sarebbe stata in grado di fare anche con l'autonomia. In autonomia si riesce a fare molte cose. Ovvio che tu non puoi dare l'autonomia a chi non è neanche in grado di avere un professionista che ti certifica un percorso sanitario. Ma questa regione l'ha dimostrato, insomma, abbiamo il fior dei professionisti. Saremmo stati in grado comunque di affrontare questa partita. Tutto quello che ci hanno dato, grazie per tutto. Noi abbiamo portato a casa 200 ventilatori, poi ce ne siamo anche comprati. È giusto che ci sia una regia nazionale, ma che si dica da qui a dire che non serve più la sanità nelle regioni passa molto. Cioè, qualcuno ha il dubbio che noi non saremmo stati in grado di comprarsi i dispositivi o quant'altro. Andavamo e alla fine portavamo a casa qualcosa, come abbiamo fatto. Zaia è poi tornato a parlare delle ordinanze regionali, ribadendo che non sono in contrasto con i DPCM. Una delle contestazioni, adesso cercheremo di capire che contestazioni, che i legulei dicono che è incompatibile con quello che è previsto dal DPCM, e tenetevi duro, è la vendita di fiori e piante nel mercato. Io resto convinto che le ordinanze che ho firmato vadano nella direzione tanto di non far cagnare, ma soprattutto di dare risposta ai tanti cittadini. Noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo. Regione sempre al lavoro su vari fronti, dalla gestione dei minori durante l'estate. L'assessore Lanzarina è pronta, ma abbiamo bisogno di una copertura a livello nazionale, spiega il governatore, alla partita dei tamponi, che viaggia a ritmi sempre più elevati. Si punta ad arrivare a settembre con un regime di 20.000 tamponi al giorno e un obiettivo ambizioso da raggiungere, 50.000 quotidiani. Abbiamo deciso di acquistare 3 macchine, se ce le vendono, se le troviamo, con tutte le difficoltà che si possono avere, per dotare gli hub provinciali di Treviso, Vicenza e Venezia delle macchine che ha già il professor Crisanti a Padova. Intanto il comitato scientifico continua ad essere impegnato nell'individuazione di quei paletti che misurino l'andamento dell'epidemia e determinino il limite oltre il quale intervenire con nuove misure. Auspichiamo che i parametri siano parametri affrontabili. Vi dico un aspetto che io ho contestato al Comitato Tecnico Scientifico formalmente nell'ultima videoconferenza. Si parla tanto del numero dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati. Finisce che il virtuoso è più penalizzato di quello che non li fa, e quindi dico, volete valutare i contagiati, li facciamo parametrati al numero dei tamponi che fa ognuno. Ed è stata una festa del 1° maggio davvero particolare anche per la CGIL di Venezia, con il segretario generale della città metropolitana Ugo Agiollo, che ha parlato in videoconferenza dal tetto della sede di Mestre, con alle spalle una platea virtuale. Siamo qua per ringraziare medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, addetti alle pulizie, amministrativi, che con il loro lavoro hanno aiutato le persone e il paese e lo stanno ancora adesso aiutando per contenere e per uscire da questa epidemia. Nel giorno della festa dei lavoratori, il primo pensiero è per loro, gli operatori sanitari sempre in prima linea contro la pandemia, anche a costo della propria vita. Sul tetto della sede della CGIL di Mestre, Ugo Agiollo, segretario generale per la città metropolitana di Venezia, e solo unicamente dal punto di vista fisico. Se stare assieme ancora non si può, al posto dei lavoratori ci sono delle sagome, ma soprattutto il 1° maggio, al tempo del coronavirus, lo si può comunque celebrare attraverso quella piazza virtuale che le tecnologie consentono. Le testimonianze di diverse lavoratrici e di diversi lavoratori si susseguono su un piccolo schermo. Tutti possono seguire la festa del 1° maggio collegandosi a internet.
Le conseguenze del coronavirus per l'economia sono state e sono pesanti e il pensiero ora è rivolto a lunedì, a quella fase 2 di riaperture d'aziende che nel solo Veneto riporterà al lavoro 1.200.000 persone. Dovremmo garantire che in ogni luogo i vocaboli di riferimento siano sicurezza e salute per tutti. Si può lavorare solo se si è in sicurezza e questo deve essere garantito anche nel territorio, a cominciare dai servizi pubblici e dal trasporto pubblico locale. 1° maggio dal sapore nuovo a Mestre, questo è il clima che abbiamo registrato con il nostro reportage. Il 1° maggio è questo. Non lo si può immaginare, non riesco a definirlo. Un po' in quarantena, un po' arresti domiciliari, un po' non so, guardi, non so più cosa dire, non vedo l'ora che finisca. 1° maggio di passeggiata per le famiglie con bimbi al seguito e per chi attende di riabbracciarli. Adesso vediamo, si confermano. È certo che abbiamo nostalgia. Se siete residenti nello stesso comune potete incontrarvi? Sì. Loro abitano in via Fiume, per cui... Però il timore, no? Della commissione, diciamo, tra più nuclei familiari. Sì, è molto prudente mio figlio, ma per noi due, vista l'età. Avete preso un caffè che voi? Sì, il primo caffè dopo tanto tempo ed ha avuto un sapore di libertà. È un 1° maggio dal sapore sospeso tra il tempo che c'era e quello che verrà, nel nome di un'incognita per la quale si vorrebbe una risposta. Tesoro, nessuno si aspettava di vivere questa tragedia umana, questo è il problema, e quindi anche il 1° maggio. Sì, è una giornata che vorremmo essere tutti in festa, invece pazienza, però bisogna sopportare, non possiamo andare oltre ai dettami, insomma. Io sono d'accordo di seguire quello che mi dicono e di non avere fretta. E poi c'è chi come lui che sebbene in cassa integrazione dall'inizio dell'emergenza oggi sprona gli altri nella coscienza del sostegno concreto. Infatti ho fatto un giro più per incentivare la gente che ha aperto i bar e i ristoranti per prendere un caffettino che può essere un incoraggiamento per la gente che faccia takeaway. Tu che lavoro fai? Io sono capobarman in un albergo a Venezia. E adesso come sta andando per te? Malissimo, siamo in cassa integrazione, aspettiamo, si parla per fine giugno, ma inerente al bar, al ristorante sarà difficile. La cassa integrazione di marzo l'hai presa? Per fortuna noi abbiamo un'azienda che anticipano loro la cassa integrazione per noi, per fortuna. Negli occhi di questo dentista il ricordo di com'era. Per quanto mi riguarda io ho chiuso più di 1 mese e mezzo fa. E del senso differente delle nostre relazioni. Con poca chiarezza soprattutto di come, sul come queste cose, come si possa riaprire e andare avanti. In piedi davanti alla propria saracinesca abbassata è la protesta dei commercianti del Miranese contro la mancanza di risposte ma soprattutto prospettive per la propria attività. Le chiavi dei negozi sono state simbolicamente consegnate al Comune. La Confcommercio, dopo l'ultimo DPCM che del governo ha raccolto questo grido di dolore, questa delusione derivante dal nostro mondo per le mancate riaperture e anche per i mancati contributi che sono alquanto evanescenti. Ennio Gallo, presidente di Confcommercio del Miranese, ha alle spalle un negoziante con in mano le chiavi della sua attività. Quel commerciante non è solo. In occasione della festa del lavoro, la protesta è scattata in simultanea a mezzogiorno davanti a negozi, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie dei 7 comuni del comprensorio. Ognuno davanti alla propria saracinesca abbassata e con le chiavi in mano ha manifestato individualmente contro la prolungata serrata e la mancanza di risposte e prospettive post-emergenza coronavirus. Questa situazione si sta trasformando in rabbia e in rancore. E questo è una cosa che non piace, quindi la nostra silenziosa protesta è a stimolare il governo e le forze politiche a venire incontro a quelle che sono le nostre esigenze.
Riduzione dell'IMU e della tassa rifiuti, rimborso della tassa di pubblicità, sospensione e cancellazione di tributi e canoni di occupazione di spazi pubblici. Le richieste della categoria per superare una crisi senza precedenti si indirizzano anche al Comune, al quale sono state simbolicamente consegnate le chiavi, deposte ai piedi del sindaco Maria Rosa Pavanello. I commercianti riassumono la loro posizione in uno slogan: protestiamo oggi per non chiudere per sempre. Dal Miranese a Jesolo, dove il 45,5% degli albergatori sicuramente aprirà questa estate, il risultato del sondaggio condotto tra i soci dell'associazione jesolana albergatori, ma la categoria chiede più certezze soprattutto sull'inizio della stagione. Allora, la volontà e il cuore degli imprenditori jesolani, ma mi sento di dire di tutta la costa veneta e non solo, chiaramente spinge a voler aprire, a voler lavorare. Il nord-est in generale sappiamo quanto e come vive il lavoro, per cui in questo momento la voglia è ed è sempre stata quella di poter aprire le proprie aziende. Certo che ci mancano delle certezze fondamentali per poter prendere questa decisione. E guardi, colgo subito al volo l'occasione per darvi due dati al volo, proprio perché nella giornata odierna abbiamo fatto partire un monitoraggio tra i nostri soci per capire quanti apriranno, se sì, in che condizioni siano già previsto, perché è chiaro che abbiamo bisogno di capire l'evolversi al nostro interno. E le dico che il 45,5% sicuramente aprirà, ma il 43,9% ancora non sa se aprirà o meno. Perché? Perché è in attesa di risposte dal governo, di tempi, di date certe che oggi non abbiamo. Noi abbiamo bisogno di una data certa, è quello che chiediamo da quasi 2 mesi a questa parte. Intanto a Jesolo per lunedì sera si sta preparando una protesta silenziosa dei commercianti con le vetrine illuminate. È stato lanciato anche l'hashtag Jesolo vuole aprire. Sempre sul fronte sindacale e del lavoro, il turismo è una delle voci più colpite ovviamente. Il segretario dell'UGL Veneto Sebastiano Costalonga chiede più attenzione per le imprese di questo comparto. Quando il lockdown era ancora una parola sconosciuta ai più e soprattutto una prospettiva inimmaginabile, il turismo iniziava già a soffrire le prime conseguenze del diffondersi del coronavirus. Il settore è stato il primo a subire le conseguenze della crisi economica provocata dall'allarme sanitario e sarà probabilmente l'ultimo a rialzarsi. Non a caso dei 50.000 posti di lavoro persi in regione per la pandemia, ha detto il presidente Zaia, 35.000 sono legati al turismo, spesso lavoratori stagionali ma non solo. Salvare il comparto e i suoi lavoratori è una delle priorità, secondo il segretario regionale dell'UGL Sebastiano Costalonga. Io sono molto arrabbiato, perché l'altro giorno ho sentito l'intervento di Conte che non dà assolutamente nessuna risposta. Non dà risposta alle tante aziende che sono legate al turismo, perché il Veneto sì è una tra le regioni più produttive d'Italia, ma lavora con il turismo, ci sono migliaia e migliaia di aziende che lavorano nel comparto del turismo, piccole e medie, che formano il tessuto di questa regione. La richiesta è di una maggiore attenzione a tutte quelle persone travolte dalla crisi. Le persone che non troveranno sicuramente altro lavoro, e i sostituti dei gondolieri, i tassisti che lavorano, i dipendenti di tassisti sono stati messi a terra, non sono stati licenziati da subito questi addirittura e non avevano diritto alla cassa integrazione, non era prevista. A queste persone la NASPI prima o poi terminerà e quindi queste persone non sapranno come riuscire a portare avanti la propria famiglia. Nel frattempo il Comune di Venezia ha disposto la proroga fino al 2 giugno, compreso della sospensione del pagamento delle tariffe di sosta per gli stalli con strisce blu di Mestre, Marghera e Lido. Nonostante lo sblocco parziale del lockdown e con l'emergenza Covid-19 ancora in essere, parcheggi con strisce blu ancora gratuiti e fino al 2 giugno compreso a Mestre, Marghera e Lido. L'amministrazione comunale di Venezia ne ha disposto la proroga con la sospensione del pagamento, con la contemporanea prosecuzione della sospensione anche delle attività di controllo da parte degli ausiliari della sosta.
e sempre fino al 2 giugno prorogati 200 posti auto gratuiti al garage comunale in Piazzale Roma Venezia per alcune istituzioni del territorio, tra cui il personale medico-sanitario su segnalazione della ULSS, i vigili del fuoco e i farmacisti. Gratuiti anche gli altri 200 posti auto al terminal passeggeri numero 5 a ridosso della stazione marittima sempre a Venezia, dove invece permangono a pagamento gli stalli con strisce blu in Piazzale Roma. E adesso vi raccontiamo una bella storia che è anche di speranza, perché ha compiuto 97 anni Yvonne Girardello, veneziana, la prima hostess d'Italia a volare. Nel giorno del suo compleanno siamo andati a trovarla nella sua casa del Lido, tanti i suoi progetti, compresa la pubblicazione di un nuovo libro. La prima donna volante, nata il 29 aprile del 1923, Yvonne Girardello è la prima hostess d'Italia e ha festeggiato i suoi 97 anni, in casa ma senza paura del coronavirus. Così ha imparato a volare. Ho fatto una stapicchiata che ho visto la terra venirmi incontro con una certa velocità, insomma. Dopo, quando che l'aereo ha ripreso il volo, si sente il sangue dalla testa che andava sui piedi. Insomma, ho superato questo esame e mi ha detto puoi volare. Festeggia un'età importante. Il mio compleanno lo vivo come che fosse, non fossero passati 97 anni. Sinceramente, insomma, con un po' sì, le gambe sono un po' più pesanti. Ha assistito allo sviluppo dell'aviazione e ai cambiamenti intorno al mondo. Come si fa a citare una Venezia in queste condizioni a degrado che era? Io l'ho conosciuta da ragazza, Venezia era un gioiello. Tra i tanti progetti che ha ancora in serbo, ce n'è uno cui tiene in modo particolare. Ho combattuto col fronte per la difesa di Venezia, che sto scrivendo un libro che ho lì finito, che voglio pubblicare, ma ci vogliono questi. Comunque lo farò, perché bisogna ricordare la lotta che abbiamo fatto noi veneziani. Tanti auguri quindi a Yvonne Girardello e a questa sua nuova sfida. Per questa sera è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento sul nostro territorio, la giornata di sabato 2 maggio sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente stabile, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, tuttavia nel pomeriggio e soprattutto in serata non si escludono locali addensamenti e anche qualche piovasco sui settori montuosi, in estensione talvolta anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime fino a 12 gradi, valori massimi tra i 20 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo buono, ma anche qui saranno possibili degli acquazzoni in giornata sui monti. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ma con qualche rovescio sui settori alpini di confine. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime sui 22-23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.